Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, primo Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi questa sera potete scrivere, come sempre potete mandare messaggi, insomma potete passare una serata diversa dal solito, perché voi sapete che in questa trasmissione noi seguiamo con molta attenzione ovviamente questo problema di questo virus che ha intaccato tutto il pianeta. Invece questa sera abbiamo deciso di fare una trasmissione che va un po' al di fuori, inerente sempre ovviamente a quello che sta succedendo, però cerchiamo di parlare di sport, in questo caso di calcio, per sapere cosa succederà, con ospiti in studio, con moltissimi collegamenti, presidente della Serie B, della Serie C, con procuratori, con giocatori, con dirigenti di tutte le società del Veneto, quindi voi da casa potete rimanere tranquillamente seduti in poltrona e mandare messaggi ai numeri che vedete in sovraimpressione. Tutto questo, e ringrazio di avere gli ospiti, e questa volta posso dare del tu perché li conosco molto bene. Diego Bonavina, assessore allo Sport di Padova, ciao Diego, grazie. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Pieraldo dalla Carbonara, già presidente di Vicenza, grazie Pieraldo, e Stefano Ede che non poteva mancare, ovviamente buonasera. Collega ormai in pensione, però insomma che lavora per il Mattino di Padova. Allora andiamo subito, iniziamo in redazione e comincio con Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa, a cui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione se ci telefonano allo 049 80 777 53 oppure possono mandarci sms al numero 345 3341 171. Questa sera inoltre da casa, se vogliono, possono partecipare al sondaggio che abbiamo pubblicato da stamattina sulle nostre pagine Facebook, quindi per esempio gruppo editoriale TV7, in cui chiediamo appunto se secondo loro il calcio debba ripartire oppure no. Quindi possono cliccare sul sì se pensano, se ritengono che bisogna terminare i campionati. Sul no invece se per loro la stagione è da annullare. Attualmente, quindi da stamattina, come puoi vedere la percentuale è molto alta per il no, quindi la gente a casa pensa che, per la maggior parte almeno, che bisogna annullare la stagione. Bene, a completamento del ragionamento di Elisabetta, vi ricordo che i numeri che abbiamo messo ovviamente verso mezzogiorno abbiamo messo questo sondaggio, sono anche ben scritti, perché sono 500 messaggi sono arrivati, c'è un numero già chiaro e ovviamente questi numeri poi abbiamo anche noi la risposta di chi ha cliccato sì o no, quindi sono numeri tutti veritieri, non sono numeri casuali, però ad oggi hanno più o meno sui 500, li potete vedere anche voi, più quelli che sono arrivati in televisione, che man mano prosegue questa trasmissione noi vi daremo in tempo reale, e dunque cliccate se secondo voi è giusto che il campionato termini così oppure se il campionato continui nei tempi ovviamente che decideranno gli scienziati o la politica. Vado in redazione 2 dove saluto Dennis Maran. Buona serata anche a Dennis. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Io direi, Giorgio, come di consueto, che possiamo cominciare con i dati di giornata, partendo da quelli diramati dalla Protezione Civile Nazionale nel tardo pomeriggio di oggi. Vedete, i casi totali dallo scoppio dell'epidemia nel nostro paese sono 165.155, i malati attualmente 105.418 più 1.127 rispetto alla giornata di ieri, i guariti 962 nelle ultime 24 ore, che fanno salire il dato totale a 38.092, mentre rimane alto purtroppo il numero dei deceduti, che sono 578 in più nelle ultime 24 ore e che fanno salire il dato totale a 21.645. Andiamo, Giorgio, anche a vedere i dati regionali, quelli emanati dalla Regione Veneto. I casi totali nella nostra regione sono 14.884, attualmente i positivi 10.879, i ricoverati 1.403, continua a scendere fortunatamente il dato delle terapie intensive, sono 214 attualmente i ricoverati in terapia intensiva, i dimessi 1.867, mentre i deceduti
nelle ultime ore sono stati 19, che hanno fatto salire il dato totale a 959. Giorgio, dopo questo io ti aggiornerei anche su un'altra cosa, perché lo sapete, oggi si è svolta in videoconferenza una nuova riunione della Commissione Medico-Scientifica della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'obiettivo è quello, insomma, di tracciare le linee guida o di trovare un protocollo sanitario che permetta, insomma, di riprendere gli allenamenti e poi i campionati con la maggiore sicurezza possibile. Avete visto, le vedete in grafica, sono state tracciate, insomma, delle linee guida, che sono quelle che adesso vi vado a leggere. In primis bisognerà individuare un gruppo squadra, insomma, completamente negativo, quindi non solo giocatori, però anche tutto lo staff, insomma, deve essere completamente negativo al tampone. Prima del ritrovo, quindi quando sarà il momento di ricominciare gli allenamenti, a circa 3-4 giorni prima andrà fatto uno screening a tutti completo, quindi test rapido, test sierologico, oltre ad una visita accurata, ad esami strumentali, e poi bisognerà intervenire anche per quanto riguarda l'organizzazione, insomma, un'organizzazione che permetta ovviamente di proseguire i campionati con chiarezza, e quindi è prevedibile, insomma, che i campionati partano a scaglioni, la Serie A, la Serie B e la Serie C, e poi ancora le prime settimane di allenamento andranno fatte, insomma, come un ritiro estivo, quindi completamente a porte chiuse, questo per prevenire quanto più possibile nuovi contagi, e poi ovviamente centri sportivi e luoghi di allenamento sempre sanificati, sempre controllati, anche sale mediche e fisioterapiche, e infine l'obiettivo, insomma, è quello di allargare queste prescrizioni anche agli arbitri. Terminata la riunione, allora è stata fatta una sintesi, insomma, di tutti questi punti, e poi il presidente Gravina la trasmetterà, ha fatto sapere quanto prima, per la valutazione ai ministri per lo sport Spadafora e per la salute Roberto Speranza. Bene, mi sembra non sia stato deciso nulla di quello che sapevamo già, insomma, ci hanno fatto le linee guida, però mi sembra che ancora l'obiettivo sia molto distante. Personalmente aggiungo che Gravina, ovviamente il presidente della federazione, ha tracciato delle linee, così come si può dire nell'ipotesi che inizi il campionato. Lui ha detto: termineremo il campionato ovviamente entro l'anno, poi da gennaio faremo un campionato nuovo con 2 gironi, faremo play-off, play-out, tutto per terminare il campionato e fare anche quello dell'anno 21, perché lui ha detto che già sul tavolo ha addirittura moltissimi reclami e ricorsi da parte di società. Io non so che estate faremo, e che, scusatemi, che in propria parola, che casino ne verrà fuori, perché qui ha già reclamato tutti ancora prima che si decidano le cose da fare. Ad ogni modo ne discuteremo in questa puntata con i ospiti che abbiamo in studio e con molti collegamenti, però prima andremo a vedere e vediamo i numeri, perché qui guardiamo tutti la Serie A, dove molto probabilmente la Serie A porterà a termine per ovvi interessi il campionato, però qui ci sono anche dilettanti, e vi do un po' di numeri. Andiamo a vedere il servizio di Francesco Conchiglia per quanto riguarda il Veneto, vediamo. Per qualcuno un semplice passatempo, per altri la passione della vita. Fermare il calcio non significa solo chiudere gli stadi della Serie A, tagliare gli introiti miliardari dei diritti televisivi, chiudere i rubinetti della macchina oleosa delle scommesse. Significa togliere una valvola di sfogo a centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze, significa togliere l'unica fonte di reddito a molti studenti universitari, significa interrompere un percorso che per tutti, prima che sportivo, è formativo, umano e di crescita, così come ogni altro sport. Il coronavirus nel solo Veneto ha azzerato un movimento enorme che comincia con le sue 8 società professionistiche, dal Verona in massima serie alle 3 cadette di B alle 4 sorelle di Serie C, ma che si dirama poi in un panorama che ogni giorno vede, o meglio vedeva, quasi 1000 società affiliate alla FIGC e impegnate sul territorio nella loro opera di promozione sociale, sportiva e culturale. Dalla provincia di Padova, quella più numerosa, a quella con meno club, la più piccola Belluno, quasi 800 società sportive sono impegnate nei campionati dilettantistici, 137 quelle che invece operano esclusivamente nel settore giovanile scolastico. Un mondo costellato di migliaia e migliaia di persone che ogni giorno vede allenarsi, sudare, correre e battersi più di 100.000 tra atleti e atlete, poco meno di 35.000 i calciatori dilettanti, oltre 70.000 quelli che compongono l'universo dei settori giovanili. Una grande macchina che funziona oltretutto grazie all'opera instancabile di quasi 3.000 allenatori e soprattutto di quasi 25.000 dirigenti che per la gran parte prestano la loro opera da veri e propri volontari.
volontari. Ma la sussistenza del sistema ovviamente oggi è messa in forte dubbio. Quando il calcio ripartirà, gli ostacoli da superare saranno tanti, forse troppi per molte piccole società. E non si parla di quando i piccoli atleti potranno finalmente tornare a correre e giocare. Col tempo si capirà infatti quante famiglie potranno ancora pagarsi a pieno le rette di iscrizione, quali aziende saranno ancora disposte a sponsorizzare nel pieno della grande crisi post-virus o quali presidenti potranno ancora permettersi di elargire qualche decina di migliaia di euro a favore delle loro società. Quel che è certo è che il mondo del calcio, piaccia o no, per tanti motivi non può e non deve essere lasciato da solo. E a chi storce il naso, quando in tempo di coronavirus sente parlare di pallone, basterebbe ricordare la celebre frase che un giorno pronunciò il maestro Arrigo Sacchi, e cioè che il calcio, in fin dei conti, è semplicemente la cosa più importante tra le cose meno importanti. È vero, nella conclusione del servizio di Francesco Lucchi la cosa più importante nelle cose meno importanti è tutto vero, però avete visto che numeri coinvolgono solo il calcio nella nostra regione, numeri davvero impressionanti, oltre 100.000 persone, davvero incredibile, e quindi sarà anche lì un ragionamento da fare questa sera. Ora abbiamo con i primi collegamenti abbiamo Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e ovviamente abbiamo anche Andrea D'Amico, procuratore. Eccoli. Prima di tutto li saluto entrambi, grazie della vostra disponibilità, grazie a Ghirelli e grazie ad Andrea D'Amico. Allora, grazie a voi. Ecco, comincio con il Presidente. Presidente, allora, cosa succederà? Beh, intanto che cosa è successo? Che cosa è successo, come vuole lei? Esatto, perché questa crisi che si è abbattuta violentissima, per esempio per le nostre società che sono un grande impianto sociale, al limite del no profit, più che un'azienda, rischia questa crisi di colpire la continuità aziendale. Perché? Perché noi abbiamo 60 società sparse in tutto il territorio italiano, i presidenti hanno delle società, sono proprietari di aziende che in questo momento attraversano la bufera di questo maledetto virus silente subdolo, che si troveranno all'indomani di questa, quando si riaprirà, già sono in crisi, si troveranno di fronte al dilemma dove investire le poche risorse che magari saranno rimaste, e sceglieranno giustamente l'azienda madre, quella che assicura alla propria famiglia, ai propri cari, ai dipendenti, agli operai l'oggi e il futuro. E il calcio si presenta fragilissimo in questo appuntamento, con il rischio che questo impianto sociale si frantumi. Quindi abbiamo bisogno rapidamente di un intervento che attenui e rimetta la barca almeno in linea di galleggiamento. Da qui la richiesta al governo, che dovrebbe approvare nel prossimo decreto, degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, di liquidità, in modo tale che ci dia tempo per risolvere questioni che abbiamo di fronte. Questo ci lascia, ma ci lascia anche il fatto che molto probabilmente avremo un calcio che raccoglie l'esigenza di essere meno speculativo, con più valori, più legato al territorio. Questo sarà il cambiamento profondo. A me ha colpito, e concludo perché sono stato anche troppo lungo, se andate a vedere oggi la lettera di Armani, uno dei più grandi stilisti, che si pone il problema di come la moda debba cambiare, di come sia stato sbagliato nel corso di questi anni, anche antimorale, i meccanismi della moda che hanno funzionato sino ad ora, le stilate in un certo modo, gli abiti per pochi giorni, eccetera. Si pone un problema di trasformazione profonda. Noi siamo all'interno di questa grande trasformazione, di questo grande dolore, è stato perché molto chiaro, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è la salute. Ecco, è stato molto chiaro. Allora, prima presento gli ospiti che ho qui in studio, che è Diego Bonavina, che Assessore allo Sport e anche fa parte dell'Associazione dei calciatori, ho Pieraldo La Carbonara. Ciao Diego. Ciao Francesco. Pieraldo La Carbonara, già Presidente di Vicenza, e Stefano Eder, collega del Mattino e ha lavorato alla RAI ovviamente. Buonasera, e in collegamento con lei abbiamo Andrea D'Amico, notissimo procuratore di moltissimi agente di moltissimi
tantissimi giocatori importanti e copre un ruolo molto importante nel calcio italiano. Allora, lei è stato chiaro, ha spiegato quello che è successo, Presidente, però essendo la Serie C un bagno di sangue, essendo negli anni passati, stavate sistemando con questa nuova dirigenza un po' la Serie C, ne abbiamo discusso spesso qui in trasmissione da noi con Jacopo Tognon, e avevate un po' sistemato la situazione, però succede questo patatrac e questo indebolisce ancora di più le società, e questo vuol dire che quando, indipendentemente dal tempo, poi ne discuteremo con gli ospiti, che riprenderà questo campionato, ci sono moltissime probabilità che moltissime società non abbiano le risorse economiche per andare avanti. Potrebbe, le faccio una domanda brutale già all'inizio così, potrebbe essere questo il momento di rifare e di rivalutare un attimino i vari gironi, le varie squadre, ridurle visto quello che sta accadendo, oppure ancora accampata per aria questa ipotesi? Guardi, sino a ieri le avrei detto: prima dobbiamo pensare alla salute, prima dobbiamo pensare a rimetterci in sesto e poi dobbiamo parlare di altre cose, tra cui la riforma. Oggi la novità è l'intervista di Gabriele Gravina al quotidiano La Repubblica. Gabriele Gravina, che cosa dice il presidente di Federcalcio? Si inizia quando l'autorità sanitaria lo dirà, quindi sposta in avanti il problema e mette, come ha sempre messo, la salute al centro. Si finiscano i campionati, dice Gabriele Gravina, questo è il secondo punto, per evitare i ricorsi che ci sarebbero e veramente la gente non ci capirebbe più nulla. Non sono i ricorsi di un anno fa o il caos di qualche anno addietro. Sarebbe il fatto di un'insensibilità del calcio, di capire il post-virus, quindi il dolore della gente che piange i morti, sarebbe la non comprensione di chi cerca lavoro, di chi non sa che cosa succede nel lavoro e degli imprenditori che non sanno della loro azienda. Quindi andare e valicare il tribunale sarebbe veramente uno stacco dal sentire comune del paese. La terza cosa che dice Gabriele Gravina, rivolgendosi agli altri paesi dell'Europa, dice: si può risolvere in due modi questo problema dell'Europa: o tutti i paesi si allineano e quindi sostanzialmente si passa da gennaio a un campionato solare e non più a stagione sportiva, consentendoci di arrivare a una sperimentazione sino al Qatar, che è fine novembre, inizio dicembre, quindi cambiando. Oppure, se l'Europa non si adegua e l'Italia dovrà poi riallinearsi alle scelte europee, allora dovremmo andare ad una nuova formula, quindi anche a un ragionamento sulla riforma del campionato, e se in questo contesto, cioè di uno spazio temporale più ampio, di un problema di finire i campionati, poi ci avremo un problema dei costi che servono, e qui potrebbe intervenire la FIFA a coprire una parte dei costi o tutti i costi, come ha detto Gianni Infantino. Allora, se questo è il contesto, io rispetto a ieri sera, se ci fossimo sentiti, avrei detto bisogna aspettare altri tempi, quando no, fissati questi tempi, è evidente che noi dobbiamo accettare una discussione sulla riforma. Allora, rimanga pure lì, la ringrazio Presidente, andiamo da Andrea D'Amico, poi anche gli ospiti di studio che ovviamente avranno delle domande e delle riflessioni. Andrea D'Amico, hai sentito quello che ha detto il Presidente Ghirelli, cosa ne pensi? Ma guarda, io ho sentito quello che ha detto il Presidente, lo saluto e sono d'accordo con quello che ha detto lui, e devo dire una cosa molto chiara, che questo è un momento di grandi difficoltà per tutti e che mi rendo conto che è difficile fare dei progetti perché ogni giorno si dicono delle cose e il giorno dopo sono diverse le cose che si fanno. Ma non per cattiva volontà, qui è facile dire ha sbagliato questo, ha sbagliato quell'altro. Siamo di fronte a un disastro globale che ha coinvolto tutti i settori dell'economia, tutto il mondo. Penso che nemmeno la seconda guerra mondiale, anzi sono sicuro, abbia potuto fare un danno così simultaneo in tutto il mondo, per tutti i settori e per tutte le aree geografiche. E quindi è normale che lo sport ne abbia questi documento importante. E adesso si tratta di ripartire cercando di fare il meglio possibile, ma non è facile perché giustamente io sentivo anche quello che dicevi tu, Giorgio, quando dicevi delle procedure per ripartire, di trovare tutte le squadre che non abbiano nessun problema. Sentivo poc'anzi
esempio il caso di un giocatore che era stato dichiarato positivo e poi guarito, che è ritornato positivo di nuovo. Quindi di fronte a questa circostanza è tutto più difficile. È tutto più difficile. Mi rendo conto che si faranno gli screening sui giocatori e si faranno gli screening sugli arbitri, ma poi ci sono così tante persone che entrano in contatto con questo gruppo di ragazzi che dovrà giocare le partite. Ci sarà chi guida il pullman, ci saranno i magazzinieri, ci sono molte problematiche. Ci sarà i camerieri che servono a questi ragazzi e francamente io penso che il rischio zero sia impossibile, certo, impossibile. Sono d'accordo. E quindi noi dobbiamo imparare a convivere con questa. Guarda, una speranza, perché qui può venire solo dalla comunità scientifica, a cui la politica sportiva o la politica ordinaria deve naturalmente dipende per dare delle regole. Bene, perché non possiamo prescindere da questo. Ma scusa Giorgio, è una notizia di oggi che ad esempio gli israeliani hanno visto che questo virus muore dopo 70 giorni per uno studio approfondito di un'università israeliana. Quindi capisci che ogni giorno nasce una prospettiva nuova. È difficile per noi fare delle previsioni, dobbiamo essere soltanto prudenti. È vero, anche gli scienziati. Andrea, ti chiedo solo una gentilezza, perché si muove tutto il tuo computer e ti vediamo ballare, delle volte stiamo bene o no, se riesci a mantenerlo fermo. Allora, abbiamo sempre il Presidente collegato, perché è giusto sentire ovviamente che il parere degli ospiti che sono venuti qui in studio. Inizio da Pieraldo Carbonara, poi Diego, poi Stefano Eder. Chiedo a tutti di essere rapidi nei concetti, perché ho tante cose da mandare in onda questa sera. Pieraldo. Credo che quello che ha detto il Presidente e anche Andrea, ciao intanto Andrea. Ciao Pieraldo, grande piacere sempre vederti. Tanto grazie. No, dicevo che sono stati abbastanza chiari, cioè qui neanche la scienza ne capisce qualcosa di questo problema che è arrivato, per cui stiamo parlando tutti quanti di quali possono essere le soluzioni di una cosa e dell'altra e poi si vede che di giorno in giorno le cose cambiano. Oggi dobbiamo constatare che ci sono stati oltre 500 morti anche oggi, per cui, e oltre 1000 contagi nuovi, per cui viviamo una situazione che è talmente difficile. Ma in effetti ha completamente un ragionamento che stai facendo tu, che poi faranno gli altri, compreso che il Presidente Ghirelli. Tutte le altri sport hanno detto no, quest'anno è stato campionato perso. Sì, però... Basket, pallavolo, rugby, tornei come Wimbledon, il Giro di Francia che l'hanno spostato forse in luglio, il Giro d'Italia. Tutti gli altri sport. Non ci sono gli interessi che ci sono nel calcio, perché l'azienda calcio muove talmente tanti soldi che fermarla diventa un grande problema, come è un grande problema portarla avanti. Cioè sono due problemi quasi insormontabili. Sì, però se succede in Serie C, Pieraldo, come ha detto il Presidente Ghirelli, che i imprenditori poi non mettono più soldi, le squadre saltano per forza di cose. Però adesso andiamo a analizzare il problema calcio intanto e dopo andiamo a analizzare le varie categorie, perché è logico, però il mondo del calcio oggi sta producendo talmente tanto interesse e anche tanto denaro nell'Italia che bisogna guardare bene prima di dire lo chiudiamo. Certamente con queste problematiche qui non si può mandare i ragazzi allo sbaraglio. Certo. E a parte i ragazzi e tutti gli staff, perché poi quindi, medici, e allenatori, e massaggiatori e tutte le persone che ci lavorano, perché una squadra è fatta da 27-28 giocatori e 60 addetti. Facciamo, Pieraldo, ragionamenti che conosciamo. Io vorrei che da questa puntata diciamo no, non continua, sì, continua, faremo questo, faremo quello, un progetto delle vostre idee, Giorgio, io ti dico, del settore, per poter fare un ragionamento completo, insomma. Cioè, credo che oggi, in questo momento qui, il calcio per l'anno prossimo avrà grandissimi problemi, specialmente nelle categorie, diciamo, dai dilettanti fino alla Serie C compresa, avrà grossissimi problemi, perché come hai detto te, tantissimi presidenti, e come ha detto anche il Presidente Ghirelli, guardano prima di tutto alle aziende e ai dipendenti che hanno nelle aziende, per cui credo che l'anno prossimo ci sarà tantissime squadre che faranno fatica ad iscriversi
e credo che forse oggi sarebbe il momento di prendere la cosiddetta, purtroppo ripeto, palla al balzo e dire fare la riforma è quello che ho chiesto al Presidente Ghirelli. che sono anni che se ne parla, perché quelle sono le risorse del calcio. Quello che ho chiesto al Presidente Ghirelli. Diego Bonavina, Stefano Eder, e poi ritorniamo dal Presidente e da Andrea D'Amico. Diego. Sì, intanto è un piacere vedere Francesco e Andrea, che sono due cari amici che saluto perché... Grazie mille. Ciao. Io ho ascoltato attentamente le parole sia del Presidente che di Andrea e condivido ovviamente la posizione, però ho un'idea mia che è quella, e dopo mi ricollegherò alle parole del Presidente Ghirelli. L'idea mia è che forse possiamo immaginare, fermo restando che, come è stato già detto ampiamente, stiamo parlando del nulla perché domani mattina cambia una cosa, dopodomani un'altra cosa ancora. Stiamo pensando probabilmente di ricominciare i campionati di Serie A e forse di Serie B. Credo sia veramente difficile ipotizzare una ripresa dei campionati di Serie C, proprio perché proprio lo stesso Presidente Gravina dice che la ripresa degli allenamenti devono essere tipo Fort Knox, quindi tutti blindati, e ipotizzare che tutte le società di Serie C possono avere la stessa possibilità, quindi per giocarsi un campionato ad armi pari, e quindi di avere un albergo a disposizione, di avere uno staff a disposizione, di avere un pullman sanificato tutte le volte che si trasferisce, di avere uno staff quando arriva nel campo avversario a disposizione. E poi mi domando, se domani mattina, siccome è pacifico, se si dovesse riprendere il campionato, qualsiasi campionato, non potremo mai cominciare un campionato con il rischio zero, perché questa è una pandemia che fino a quando non ci saranno i farmaci in circolazione, e ancor di più fino a quando non ci saranno i vaccini che saranno testati, e si parla di fine dell'anno, noi, se si dovesse riprendere un campionato, cominceremo un campionato dicendo speriamo che finisca la partita e che ai controlli successivi alla partita nessuno potrà risultare positivo. Quindi, chiudendo, perché sarebbe un argomento molto molto complesso questo, io dico una cosa: Francesco Ghirelli, che la fortuna del calcio è che ci siano persone come Francesco alla guida in questo caso della Lega di Serie C, e quindi con un testa sulle spalle, e quindi guarda al futuro. Allora, ammortizzatori sociali, ma se il governo non interviene, interverrà di sicuro, ma se il governo non interviene, la Lega di Serie C, con tutta la fantasia, con tutta la più buona volontà, non potrà mai pensare di poter salvare tutte le società di Serie C. Ci vuole un aiuto chiaramente che venga dall'alto. Dopo Francesco col suo staff è bravissimo a organizzarla questa cosa, ma non mi permetto di dar consigli, ma sinceramente adesso lavorerei veramente per il futuro. Chiaro che dovrei lavorare per il futuro sapendo che qualcuno più in alto di me mi dovrà aiutare da un punto di vista economico. Ma il popolo italiano dice: e come volete aiutare i calciatori, noi che abbiamo più bisogno di voi? Si incazzano tutti. Giorgio, quando ti dicevo che l'argomento è lungo, ci sono tante cose da dire, Allora, c'è stata un'ordinanza della Regione Veneto che dice: togliamo i 200 metri, possiamo andare a farci una corsetta, 300 metri, 400 metri, si parla di prossimità, però obbligatoria la mascherina. Allora ci dicono tutti, anche nel governo, ci dicono fino a fine anno dobbiamo pensare forse ancora di più che dovremo uscire con la mascherina e dovremo uscire con i guanti. Bene, ipotizziamo l'allenamento con la mascherina? Ipotizziamo la partita con la mascherina? Chi sono i giocatori di calcio per fare qualcosa di diverso rispetto a una prescrizione governativa? Concetto perfetto. No, Stefano, poi ritorniamo. È impossibile correre con la mascherina. Sì, no, poi faranno la mascherina, scherzo, abbinata alla maglietta. Stefano Eder, a completamento del ragionamento, poi ritorno da Ghirelli. Io sottoscrivo un po' tutto quello che è stato detto, è inutile che stiamo qui a ripeterci. Il calcio è un gioco dove il contatto fisico è una componente fondamentale. Hanno chiuso tutto, Baracca e Burattini, il basket, il volley, anche se il volley in questo momento vive un po' una situazione con le dimissioni dei due presidenti di Lega, femminile e maschile, ancora un po' confusa. Ha chiuso il basket e tutto quello che ne consegue, cioè sport di contatto. Io credo
e lo dico anche al Presidente Ghirelli, che oggi non si può pensare ad una ripresa in tempi rapidi, perché voi immaginate solo il rischio, in Serie C mi pare, mi corregga se sbaglio, la Pergolettese ha avuto, era la Pergolettese mi pare, no? La squadra che ha avuto i positivi. Nella Reggiana... No, è stata la Pianese. La Pianese, chiedo scusa, ha ragione. La Reggiana ha avuto Favalli, che è stato tra l'altro anche giocatore del Padova, che era positivo. Cioè ci sono stati dei casi. Immaginate solo se dovesse succedere che una volta dato il via libera si riprendesse e qualcuno tornasse ad essere positivo. Intanto il campionato sarebbe falsato, chiaramente, perché dovrebbero andare in quarantena non solo i giocatori, i compagni di squadra del presunto positivo, dell'accertato positivo, nuovamente positivo, ma anche gli avversari con cui quella squadra ha giocato. Ma tutto il resto, cioè io credo che oggi, come è stato giustamente sottolineato, valga un solo comandamento. Se noi abbiamo le tavole della legge, ce n'è uno solo. Prima di tutto la sicurezza in campo e secondo me anche fuori, perché il Presidente mi corregga, la Serie C ha sempre sbandierato tramite la sua voce che questo è il campionato delle famiglie, giusto? E il campionato delle famiglie presuppone che ci siano nuclei familiari che vadano allo stadio. E gli stadi saranno chiusi, non sappiamo per quanto tempo. Addirittura c'è chi ipotizza che gli stadi saranno chiusi al pubblico per un anno. Io non credo che questo sia il modo migliore per poter riparlare di calcio giocato e di calcio, secondo me, anche uguale, cioè corretto, che non fa diseguaglianze. Ecco, questo secondo me, lo dico anche ad Andrea, è un problema serio da porre, perché io capisco gli interessi di tutti, però gli interessi di tutti in questa situazione unica, mai vissuta, vanno posti dietro a quella che è la sicurezza di tutti noi, di tutti, perché chiaramente è così. Presidente, posso rassicurarvi sulla salute? Voi parlate in questo momento con chi il 21 di febbraio ha fermato per primo una partita che era Piacenza-San Benedettese. È vero, è vero. E tra la notte il 21 e il 22, telefonando a tutti i presidenti, ho finito alle 3 di notte, del Veneto e della Lombardia, gli ho detto che stessero a casa perché l'indomani avremmo fermato tutte le partite che riguardavano il Veneto. Vi faccio una domanda retorica. Voi pensate dovrei essere diventato arteriosclerotico, impazzito, che in una situazione peggiore di quella del 21, del 21 di febbraio, quando qualcuno mi ha telefonato dicendomi ma perché ti fermi, ma perché non è avventato? E io speravo che avessero ragione loro, perché il Paese avrebbe sofferto meno e pazienza che Ghirelli sarebbe stato classificato un avventato. Se quella era una situazione nettamente migliore di oggi, se le autorità scientifiche e sanitarie non mi certificano che nessuno corre un rischio o non c'è un farmaco che riesca a non far diventare focolaio un'infezione, mi devono cambiare per farli entrare in campo, è chiaro? Tant'è vero che io parlo, qual è stata la discussione che ha attraversato questi giorni e perché dico che c'è un punto di novità profonda nella dinamica con l'intervista oggi di Gabriele Gravina. Che cosa dicevo? Guardate che nel momento in cui abbiamo quel protocollo sanitario che io devo rispettare, ma io ho squadre di Serie C che hanno problemi, pensiamo più Italie, non ho la struttura medica adeguata, i centri sportivi, i costi, o io trovo soluzione a questo e ho un tempo per provare a vedere, con il fatto, ho già detto prima, che possa intervenire la FIFA, come ha detto, per quanto riguarda i costi che ci stanno e i danni che ci sono, oppure se voi accelerate la ripresa, non solo c'è un problema morale, ma la velocità del treno con cui parte. Non è che io non voglio, io vorrei giocare domani, perché vorrebbe dire che il paese è meno, ma il mio vagone si stacca da quel treno
e quindi non è che mi fermo io, è che il mio vagone non regge quella velocità. Se parliamo invece di settembre è altro discorso. Stia attento però Presidente, allora chiedo alla regia, avete fatto un ragionamento con Stefano e anche lei degli stadi vuoti, se si riprenderà finché non c'è sto benedetto vaccino si giocherà con gli stadi vuoti, chiedo alla regia di preparare la grafica che ho fatto preparare oggi, perché nel ragionamento che si fa di andare a giocare con gli stadi vuoti, ovviamente non è che sia una delle cose ottimali, la possiamo mettere, eccolo qui, non devono essere pronti a giocare solo i calciatori, ma Presidente devono essere pronti anche la gente a gioire. Io le ho preparato questa frase in grafica bella grande, perché è tutto vero quello che dite, perché gli interessi sono talmente enormi che bisogna giocare a tutti i costi, anche sfidando la morte, mi scusi l'esagerazione, ma come giocano i giocatori, finisco Presidente, come giocano i giocatori deve essere anche pronta la gente a gioire, e io vedo una finale di Champions, una finale scudetto con gli stadi vuoti, ma a cosa serve Presidente? Però, guardi, io faccio parte del calcio e mi assumo questa responsabilità dal punto di vista di farmi carico di una responsabilità generale. Però come Serie C noi abbiamo una linea precisa da questo punto di vista. Lei, ho ricordato il 21 di febbraio, ma mi sono battuto sino all'ultima giornata, quando si giocava ancora in Serie, nel girone C. Nel girone C si è giocato l'ultima partita sino ai primi di marzo, perché le autorità scientifiche ci hanno detto che si poteva giocare. Mi sono battuto perché non si giocasse senza pubblico, perché per me il calcio senza pubblico non c'è. Il problema vero, lei consideri che abbiamo lavorato nel girone di andata, risistemando gli stadi, facendo una serie di promozioni, nel girone di andata abbiamo aumentato 600.000 spettatori nella Serie C e ora abbiamo gli stadi vuoti. Il problema che ci dobbiamo porre, quindi, io credo che il calcio che uscirà, ho cercato di dirlo nella prima risposta, nel primo intervento, sarà un calcio meno speculativo, più legato al territorio, più legato al sociale. Quindi dobbiamo riflettere. Ho raccontato di Armani, perché andate a leggere che cosa scrive rispetto al cambiamento che la moda dal punto di vista speculativo deve andare a cambiare. Quindi per me è con il pubblico. Il problema vero è che ce l'avremo per tanto tempo questo problema, e come lo risolviamo? Una parte purtroppo, secondo me, fin quando non arriverà il vaccino si giocherà senza pubblico, nonostante io non sia d'accordo che il calcio senza pubblico appunto. Allora Presidente, se Diego Bonavina vuole fare una domanda, poi a conclusione come se avete sul tavolo di lavoro già dei progetti e dei vari step, cioè quello che succederà se la scienza vi dirà sì si può fare, no non si può fare, se avete già sul tavolo di lavoro annullare il campionato, le prime andranno direttamente in Serie B, cioè avete già un'idea di lavoro di cosa fare, o sul tavolo anche lei come Gravina è già pieno di ricorsi? Devo rispondere io o c'è Bonavina? No, risponde lei, poi Bonavina le fa la domanda. Va bene. Allora, Gabriele Gravina ha detto una cosa che in parte risolve i suoi problemi. Gabriele Gravina ha detto che bisogna finire il campionato, quando l'autorità sanitaria lo dirà. Quindi con una anche possibile differenza tra l'A e gli altri tornei. L'A potrebbe partire anche prima perché ha una struttura che regge, se le autorità scientifiche lo consentiranno. Guardate, anzi fatemi chiarire una cosa così ci togliamo di mezzo un equivoco. Qual è la catena di comando? La catena di comando è autorità scientifiche e sanitarie, governo, CONI, FIGC, noi. Poi c'è un convitato di pietra, che è quel maledetto virus. Lui bisogna vedere quando riusciranno o a sconfiggerlo o a metterlo da parte. Presidente, nell'eventualità... Aspetti un attimo, sì. Dopodiché sarà l'autorità scientifica a dirci quando, come, in che modo. Perché? E io dovrò dire obbedisco. Senta, e poi dico, non mi ha risposto alla seconda domanda. Se l'autorità scientifica... Qual era la seconda domanda? La domanda è, se l'autorità scientifica le dice, caro Ghirelli, non si può riprendere il campionato per tante motivazioni, non si può riprendere il campionato. Cosa succederà? Saranno promosse le prime? La seconda cosa succederà? Avete un'idea? Il presidente Gravina, torno a ripetere, ha detto che lavora qualunque sia i tempi, quindi anche oltre, per finire il campionato. Quindi lei vuole finire il campionato, in parole povere? No. Allora,
il campionato, l'autorità che decide, quando siamo in guerra, bisogna che ci sia un comandante e gli altri siano dietro. Possono portare le valutazioni o di fronte al pericolo possono dire... Presidente... Chi decide sui campionati? Ho capito. Il dominus. Mi evita la domanda, Presidente. Ma non evito la domanda. No, le spiego. Mi scusi se forse la faccio male io. Lasciamo stare la Serie A che, come avete detto tutti, come ha detto anche Diego Bonavina, per strutture, per possibilità economiche possono avere il pullman, il medico, l'albergo personalizzato e tutto. 60 società di Serie C non possono avere questo. E le dicono, caro Presidente Ghirelli, voi in Serie C non avete i soldi della Serie A, il campionato finisce oggi. Domanda, che soluzione adottate? Lasci stare la Serie A. E io le rispondo, lei è inutile che mi porta un discorso perché le ho risposto, cioè nel senso che l'indicazione che viene da Federazione Gioco Calcio, che è il dominus dal punto di vista perché le serie sono tutte connesse, interconnesse per promozioni, retrocessioni eccetera, è di finire il campionato comunque, andando anche oltre alla data che ho detto. Quindi questa è l'indicazione per andare. Va bene. Diego Bonavina. Quindi presuppone che ci siano le promozioni e le retrocessioni. Diego Bonavina. Sentivo adesso il Presidente Ghirelli che faceva la filiera, no? Da dove si parte e dove si arriva. E anche nell'intervista oggi del Presidente federale di Gabriele Gravina fa un inciso importante, cioè dice, da Presidente della Federazione, dice... quando il comitato scientifico, quando il governo ci dirà. Ma qui è la differenza rispetto agli altri sport, perché ci sono stati altri sport, rugby è stato il primo, ma dopo a seguire basket, pallavolo, tutti gli altri sport che in assenza di una decisione governativa, hanno anticipato e si sono assunti una responsabilità che è quella di dire finito il campionato. D'accordo con le società. Certo, la FIGC questa cosa non può farla, è inutile che ci giriamo attorno al discorso, non può farla la FIGC. La differenza tra il calcio e tutto il resto del mondo è questa, perché il Presidente Ghirelli prima giustamente diceva la cosa più aberrante potrebbero essere i ricorsi da parte di avvocati, di società sportive eccetera eccetera, ma è logico che se Francesco Ghirelli stasera dichiara alla televisione che il campionato di Serie C è sospeso, domani mattina sai quanti ricorsi ha il Presidente Ghirelli? Sai quanti ne ha? Molti. Tutti. Certo. 60 squadre gli fanno ricorso. Perfetto. Presidente, io dico una cosa, noi abbiamo molti collegamenti perché abbiamo tutti i dirigenti della Serie C, del Veneto, della Serie A. Se lei vuole rimanere con noi io lo spazio glielo lascio, se vuole stare con noi poi man mano lo chiamo, se no altrimenti la saluto. Vi saluto. Grazie, grazie Presidente. Ciao Francesco. Grazie. Invece Andrea D'Amico che lo voglio vedere, vado in pubblicità. Andrea, riusciamo a vedere Andrea D'Amico, è il tempo tecnico di poterlo inquadrare, così chiedo anche a lui la disponibilità di poter rimanere con noi. C'è Andrea D'Amico o ci ha lasciato? Vediamo, spero ci sia. Sì, io ci sono. Andrea, tu puoi rimanere con noi, giusto Andrea? Sì. Va bene, allora andiamo in pubblicità. Oh, finalmente ti vedo bello. Tanto è a casa, no, Andrea. È a casa, no, è bello fermo, almeno Andrea, prima ballava tutto prima. Va bene. Allora andiamo in pubblicità, rimanete con noi, abbiamo tante cose da dirvi e da farvi sentire tra poco.